Dopo il massacro di Villorba con un morto e 7 feriti a coltellate, il timore ora di una vendetta, convocato d'urgenza un comitato di sicurezza in prefettura a Treviso, ancora in prognosi riservata il ferito più grave. Villorba sconvolta dal fatto di sangue e dalla paura dei residenti, la rabbia degli amici e familiari della vittima nei confronti dei responsabili, non c'è giustificazione per questo, dicono, meritano la cosa peggiore. Smog da oggi al via in Veneto e Lombardia, le limitazioni al traffico, così doveva essere anche a Treviso, ma mancando ancora la segnaletica, l'ordinanza del comune non può entrare in vigore. Olimpiadi invernali 2026, il CONI ufficializza le candidature italiane con Milano Cortina, Zaia dice felicissimo, avanti tutta per convincere il CIO. Quarantenne ubriaca alla guida di un SUV, semina il panico a Treviso cercando di sfondare il cancello di un hotel, la polizia interviene, la donna aveva un tasso alcolico 7 volte oltre la legge. Ai nostri microfoni una delle tante vittime della truffa della legna portata all'attenzione da Striscia la Notizia, vendita online che si rivela un vero e proprio raggiro, la testimonianza da Oderzo. Lui 40enne di Resana, lei una 24enne prostituta romena, i vigili di Padova li pizzicano nudi in auto davanti al cimitero, maxi multa da 20.000 euro. Inaugurato oggi all'ospedale di Treviso il terzo acceleratore lineare in radioterapia per rafforzare il livello tecnologico e quantitativo delle terapie radiologiche anticancro, operativo anche il nuovo eliporto del nosocomio. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con gli sviluppi dell'omicidio di Fontana di Villorba. Omicidio volontario e tentato omicidio, i capi di imputazione per gli autori di quella che è stata definita una vera e propria mattanza, per la quale ora le autorità temono si inneschi una faida tra nazionalità. Per questo è stato convocato nel tardo pomeriggio a Treviso in prefettura un comitato di ordine pubblico e sicurezza di cui vi renderemo conto fra pochissimo. Intanto il primo servizio. La sabbia copre a malapena, le scie di sangue sparse un po' dappertutto sulla strada e sul piazzale dei condomini a Largo Molino a Fontana di Villorba. Scie che da sole raccontano la notte di follia omicida, con una lama da 20 cm di un coltello da cucina nelle mani di un 26enne rumeno, molto probabilmente alterato dalla cocaina. Con lui un albanese di 28 anni. Si sono avventati contro un gruppo di giovani moldavi colpevoli di festeggiare troppo rumorosamente un addio al celibato. È sabato sera, poco dopo le 22, e in mezz'ora si compie una vera e propria mattanza. L'innesco forse d'apprezzamento di troppo per la fidanzata del rumeno, che scende in strada e si avventa contro il primo che trova, Igor Ojovanu, 20 anni, di Frescada e un futuro da elettricista. Un colpo fatale e il giovane muore dissanguato sul marciapiede, mentre la follia prosegue sugli altri 15 ragazzi presenti. Alla fine 4 di loro finiranno al Cafoncello, 2 verranno operati d'urgenza. Uno ancora siamo ancora in una condizione che non possiamo esprimerci, perché chiaramente la situazione è ancora critica. L'altra persona invece sta migliorando, decisamente migliorando, è in quarta chirurgia e credo che anche in breve tempo riusciremo anche a dimetterlo. Sul posto arrivano i carabinieri, ma degli aggressori nessuna traccia. Vengono individuati anche loro al pronto soccorso, dove arriva anche la fidanzata del rumeno, rimasta ferita nel tentativo di fermarlo. Ora sono in stato di fermo in attesa della convalida dell'arresto in carcere. Il giudice adesso avrà 48 ore di tempo da quando riceve gli atti per convalidare il provvedimento ed eventualmente emettere la misura che ha chiesto il pubblico ministero in relazione al fatto che i 2 indiziati sembrano non avere legami stabili sul territorio. Pericolo di fuga quindi, da imputazioni pesantissime. Per uno c'è un'accusa di omicidio, per tutti e 2 tentato omicidio nei confronti di un'altra persona. Ora si teme la vendetta e l'inizio di una vera e propria faida tra etnie in una zona da sempre monitorata dal comune. L'area più monitorata del territorio comunale. Un po' proprio perché spesso cambiano residenze e quindi comunque i vigili fanno controlli costanti. Pensate, negli ultimi 2 anni ci sono stati solo in quell'area 44 accessi della polizia locale presso le abitazioni. Dunque alta tensione e anche paura ovviamente tra i residenti della zona e poi la rabbia per questa morte assurda si leggeva nei volti dei parenti e degli amici del 20enne moldavo che oggi pomeriggio sono dati appuntamento davanti all'obitorio del Cafoncello. Sempre sorridente, la voglia di vivere, penso di non averlo mai visto triste, ci mancherà molto, era l'anima del gruppo, la persona più divertente e più gioiosa che io abbia mai visto, ci mancherà veramente molto. Io penso che
non so che cosa si meritano quelle persone che abbiano fatto una cosa del genere, ma meritano la cosa peggiore che esista al mondo, non proprio per... però non c'è giustificazione per una cosa del genere. Avete visto i suoi genitori e suo fratello l'ha visto morire, io non saprei cosa fare vedendo mia sorella o qualcuno della mia famiglia morire. Dolore e rabbia in questi volti, oggi davanti all'obitorio di Treviso. I parenti e gli amici di Igor si sono dati appuntamento per un saluto a questo giovane morto sabato sera senza un perché. Dolore per questa morte assurda, rabbia per chi l'ha procurata. Ecco perché tra i condomini dove si è consumata la mattanza a Largo Molino, Fontana di Villorba, nessuno vuole commentare davanti alla telecamera. Tutti temono una vendetta con la stessa violenza. Ma non so niente. Come valuta questa storia? Non saprei dire, non saprei dire niente. Voi sabato sera eravate qua, eh? Sì, ma eravamo dentro, non abbiamo aperto perché piano terra non sai cosa ti può succedere, per cui... Un quartiere dove la quotidianità è il via vai dei residenti, in maggioranza dall'America Latina e dall'Est Europa. Un posto come un dormitorio, che negli ultimi anni sono venuti extracomunitari, per cui un po' abbandonato. Ecco perché potrebbe diventare il centro di una guerra senza fine, innescata da una violenza immotivata che impedisce ad un padre di parlare serenamente. Non l'ho visto, il fatto che è uscita la chirurgia che oggi gli hanno detto che è morto il suo amico, come l'ha preso? La madre ha detto che non posso parlare, mi dispiace. Dunque questo è il clima che si respira, ovviamente di tensione, anche di rabbia e di paura. Allora dovremmo avere in collegamento dalla prefettura di Treviso Marta Marangon per capire qual è l'esito del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza che si è svolto poco fa, si è concluso poco fa a Treviso, proprio per capire cosa fare di questa situazione. Marta, allora, com'è la situazione? Sì, buonasera da Treviso, siamo in prefettura dove si è appena concluso il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico convocato d'urgenza dal prefetto Maria Rosaria Laganà all'indomani dei fatti di Villorba. Presenti i vertici delle forze dell'ordine cittadine oltre al sindaco appunto di Villorba. Prefetto, allora che cosa è stato deciso? Ma è stata decisa l'intensificazione dell'attività di controllo del territorio. Già le zone di Villorba erano peraltro ricomprese in quello che è il piano di controllo coordinato del territorio con passaggi frequenti. Questi passaggi verranno incrementati col coinvolgimento ovviamente anche della Polizia Municipale di Villorba. A ciò si aggiunge anche l'intensificazione di controlli che verranno di carattere amministrativo che verranno fatti dal Comune attraverso la Polizia Municipale e gli uffici amministrativi preposti per verificare la situazione abitativa all'interno di questi due complessi che il Sindaco ha segnalato, che sono nelle immediate vicinanze del luogo in cui sono verificati i fatti di sabato. Ecco, da quando partiranno i controlli? Nei prossimi giorni, il tempo che il questore predisponga l'ordinanza apposita attraverso la quale viene stabilito chi fa cosa e gli orari appunto di controllo a chi verranno, praticamente come si dovranno tra di loro dividere questa attività tra la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Municipale, anche con la partecipazione della Guardia di Finanza, ovviamente nel rispetto della specificità di quel corpo che è appunto la Guardia di Finanza. Ecco, indubbiamente eccellenza è un fatto grave quello accaduto l'altra notte che desta un poco allarme sociale nella popolazione. Lei che cosa vuol dire ai cittadini? Ma è stato un fatto cruento sicuramente e per certi versi inaspettato, imprevedibile, perché nella zona, pur essendo state segnalate, il sindaco, meglio riscontrate alcune situazioni così di una presenza di persone con dei comportamenti che in qualche modo vanno un po' approfonditi, ma certamente non c'è nessun sentore che potesse capitare una cosa di questo genere, quindi un allarme sociale direi che sarebbe eccessivo parlare di allarme sociale, è stato un fatto grave che ha costituito così l'occasione per intensificare ulteriormente dei controlli che peraltro già erano in atto, perché le pattuglie, quelle zone le presidiavano da tempo, insomma, così come altre zone del territorio. Ecco, grazie Prefetto per essere stata qui con noi questa sera, la linea torna allo studio. Grazie a Marta Marangon, grazie ovviamente anche al Prefetto per la disponibilità. Lasciamo questa terribile vicenda per parlare dei blocchi anti-smog, i blocchi del traffico che come sapete sono partiti in Veneto e in Lombardia, doveva partire anche a Treviso, almeno
nella sua prima forma, ma mancando la segnaletica l'ordinanza del Comune non è potuta entrare in vigore. Una falsa partenza. Devono approfittare di questa settimana, che è in attesa dell'installazione della cartellonistica, per abituarsi ai nuovi divieti. Il sindaco Conte guarda la cosa da un'altra prospettiva, ma quella del blocco del traffico per contenere lo smog è stata comunque una falsa partenza. I divieti dovevano scattare da oggi, ma di fatto, non essendo ancora pronta la segnaletica stradale, l'ordinanza non è applicabile, tanto che anche dal sito del Comune, dove ancora in mattinata si avvertivano i cittadini dell'entrata in vigore delle limitazioni per i motori Euro 1 e i diesel fino a Euro 3, l'annuncio è stato rimosso. Non ci interessa far cassa, quindi non è un problema se oggi non ci sono i cartelli e quindi i vigili non possono sanzionare, perché non ci interessa sanzionare. Ci interessa però che i cittadini capiscano che da oggi entrano in vigore alcune limitazioni, non ci saranno sanzioni a partire da questa settimana. Dalla prossima settimana staremo un po' più attenti, semplicemente perché vogliamo far sì che l'aria nella nostra città sia più sana. L'obiettivo è cambiare mentalità, dice il sindaco, e spingere i trevigiani a inquinare sempre meno. In questo il capoluogo della Marca ha recepito e fatto proprie le direttive della regione, che altri capoluoghi veneti hanno invece fortemente criticato. Noi come città di Treviso abbiamo recepito e abbiamo capito le direttive che la Regione Veneto ci ha dato e abbiamo cercato di trasferirle ai nostri cittadini nel miglior modo possibile. Ci sono anche tutta una serie di deroghe che alleggeriranno questi divieti, quindi vogliamo andare nella direzione di una città meno inquinata, più sana, compatibilmente con le esigenze anche dei nostri cittadini. E poi ci sono loro, i trevigiani, che in molti forse si aspettavano l'entrata in vigore, ma in realtà è anche vero che per tanti di loro la notizia del blocchi antismog era una notizia nuova. Ha sentito che c'era il blocco del traffico per gli Euro 3? No. Non sapevo niente, onestamente. Chi non sa, chi non se ne cura. D'altro canto, violare l'ordinanza antismog non ha mai prodotto gravi conseguenze per nessuno a Treviso, tanto più se poi si scopre che l'applicazione slitta per la mancanza della segnaletica stradale che specifichi divieti e orari. E quindi non è in vigore per quello, perché la cartellonistica non era pronta. Allora, prima bisogna fare la cartellonistica e poi fare i provvedimenti. Sono un po' indietro, c'è stata probabilmente qualche defiance da un punto di vista amministrativo. Fermare i motori più vecchi e inquinanti, una parte dei trevigiani che abbiamo interpellato condivide il provvedimento, o quantomeno lo spirito con cui è stato preso. È un'ordinanza che condivido, sì. Condivido per un discorso ovviamente di inquinamento che dobbiamo fare qualcosa tutti di più. È giusto respirare aria più pulita. Certo che bisogna arrivare a un punto di eliminare questo smog che abbiamo, che è troppo. Ma c'è anche chi prende le distanze e senza tanti giri di parole. Mi dico che il blocco delle auto va benissimo, però chi è che mi dà i soldi a mia pensionata per cambiare la macchina? È la classica cosa di sempre, cioè quello di riportare alle macchine come il problema fosse solamente le macchine. Sono una parte del problema, ma non sono il problema. Onestamente non so neanche cosa serva, perché bloccare una città che in realtà poi nell'aria si sposta tutto non penso sia neanche utile. Il blocco antismog non è partito, almeno ufficialmente, a Treviso, invece è partita su tutt'altro fronte la corsa ufficialmente di Milano-Cortina o Cortina-Milano come preferite per le Olimpiadi invernali 2026. Oggi è arrivata l'ufficializzazione del CONI. È una bella notizia, la dedichiamo a quei 2 o 3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo, che dicevano che era tutta un'invenzione quella della candidatura di Cortina. Prendano atto che in Argentina Malagò ci va con la candidatura, al congresso del CIO ci va con la candidatura Cortina-Milano. Olimpiadi 2026, il CONI ha deciso, la candidatura italiana sarà rappresentata da Cortina e Milano. Un progetto innovativo, ha scritto il presidente del CONI Giovanni Malagò nella lettera al Comitato Olimpico Internazionale che ufficializza la candidatura, che includerà non solo le 2 città ma anche le rispettive regioni, Veneto e Lombardia, entrambe pronte a sostenere l'offerta e fornire le garanzie. A noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il
curling e poi ovviamente abbiamo anche tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo scheletro. Quindi direi a pieno titolo le Dolomiti nelle Olimpiadi. Mercoledì 3 a Buenos Aires dunque il CONI presenterà la candidatura a 2 con buona pace per la sindaca Pendino, che continua ad attaccare il CONI e a sottolineare come la scelta della sola Torino sarebbe stata migliore. Intanto giovedì 4 Veneto e Lombardia partono con il primo incontro a Venezia. Ci confrontiamo con Stoccolma, vi ricordo, con Erzurum in Turchia e con Calgary in Canada, quindi siamo rimasti in 4, direi che ce la possiamo giocare. Tutta aperta la partita dei finanziamenti, se lo Stato si smarca l'occhio è sui privati. Voglio anche ricordare che CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi e quindi come potevamo rinunciare a 980 milioni se non altro per il fatto che non avevamo subito disponibili 300 o 400 milioni. Un privato non avrebbe mai fatto questa rinuncia e noi ci siamo mossi da privati a questo punto. Ottimista anche il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Sono abbastanza convinto che il governo sosterrà questa candidatura, che è una candidatura comunque italiana, una candidatura importante, è una candidatura forte che servirà e serve per il Paese non solamente in termini di immagine ma soprattutto in termini appunto di sviluppo. In tutto questo devo dire che comunque l'imprenditoria veneta e l'imprenditoria lombarda sicuramente hanno le spalle larghe per poter sostenere questo tipo di evento internazionale. La cronaca ubriaca si scaglia con il fuoristrada contro il cancello dell'hotel. È successo poco dopo le 2 della scorsa notte. A chiamare la polizia, allarmato, il portiere notturno di un albergo di Santa Bona. Al volante di una Land Rover una quarantenne di Padova, completamente ubriaca, con un tasso alcolico ben 7 volte il consentito, 3,5. La donna suonava ostinatamente il clacson pretendendo di entrare all'interno della struttura alberghiera e ha poi sbattuto più volte contro il portone metallico danneggiandolo, scappando poi infine a una velocità sostenuta. La volante si è messa tempestivamente alla ricerca dell'auto e l'ha rintracciata e per bloccarla ha dovuto porre l'auto di servizio frontalmente. La quarantenne è stata quindi bloccata e denunciata. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, potremmo chiamarla la truffa del peso della legna da ardere, quella che sta imperversando sulla rete in questi giorni, e non sono pochi i residenti nella Marca ad essere stati truffati. Un caso sollevato anche da Striscia la Notizia, noi abbiamo sentito una vittima di Oderzo. Ordino della legna, che ho trovato un annuncio in Facebook, 10 euro al quintale, era proprio un'occasione da approfittare. C'è una truffa online che sta colpendo particolarmente la Marca, si tratta della vendita di legna da ardere. Una truffa ben nota e resa pubblica anche in un servizio realizzato da Striscia la Notizia. Il venditore che si presenta alla porta arriva con molti più quintali di legna di quelli ordinati, in alcuni casi accompagnando la scusa di un errore, in altri proponendola come un affare, visto lo sconto che è disposto ad applicare sull'intera partita. Dato che ci sono, i clienti pagano la differenza per poi scoprire che addirittura il peso della legna acquistata non raggiunge nemmeno l'ordine effettuato. Con l'inganno a questa signora di Oderzo sono riusciti a sottrarle 300 euro. Ordino questi 30 quintali e mi arriva questo furgoncino, molto piccolo a dir la verità. E lui mi dice, qui ne ho 60. Mamma mia, dico, 60 così poca? E io dico, no, mi basta i miei 30. Mi scaricano metà furgoncino e vedo che è molto poca questa legna. E io dico, ma è sicuro che questi sono 30 quintali? Ma scherza, sono 30 sì. La truffa è ben architettata e collaudata, stando al gran numero di vittime che si rivolgono a questi presunti venditori rispondendo a un'inserzione pubblicata in un noto sito di vendite online. Ovviamente a nulla sono valsi i ripetuti tentativi della signora di incontrare il venditore. E dico, ma lei ha visto la legna che mi hanno consegnato? Lui dice, no, ho incaricato i miei autisti a farlo. E io dico, la invito a venire a casa mia a vedere la legna che mi hanno scaricato, per conto mio quella è metà. Signora, io le prometto che vengo, questo è successo più di una volta. La signora vittima di questo raggiro vuole lanciare un appello perché quello che le è capitato non accada ad altre persone. Di non farsi imbrogliare come mi sono fatta imbrogliare io. E se succedono ste cose, di denunciarle. Avrei preferito queste 300 euro darle in beneficenza.
Adesso parliamo dell'incidente capitato sul Grappa, incidente di volo, per fortuna senza gravi conseguenze. Il protagonista di queste cadute col deltaplano non è certo un novellino. Una passione per il volo libero talmente forte da non fermarlo nemmeno alla bella età di 81 anni è quella che ieri ha fatto rischiare grosso ad un anziano montebellunese che da 40 anni appena può si lancia con il deltaplano dal Grappa. Partenza perfetta da Col del Pupolo a Campocroce. Il problema si è verificato al momento dell'atterraggio alla base di Borso del Grappa. Il deltaplano è andato lungo, finendo praticamente alla fine della pista. Il velivolo si è ribaltato e gli è piombato addosso facendolo cadere a terra. Fortunatamente nell'impatto l'anziano ha riportato solo lievi ferite. Chissà se la disavventura avrà fermato la sua grande passione. Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, volontari antincendio, soccorso alpino e cinofili mobilitati per la ricerca di un 63enne che si era allontanato alle 8 di questa mattina da casa a Revine Lago senza più rincasare e senza dare più notizie di sé. La moglie, preoccupata, si è rivolta ai carabinieri di Cison di Valmarino. Dopo ore di ricerche anche con l'elicottero, il 63enne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del supermercato Bingo di Conegliano in stato confusionale. È stato quindi riaffidato alle cure dei sanitari e dei familiari. Ed ora la notata dei controlli che ha portato i carabinieri di Padova a pizzicare anche un trevigiano, e sentiamo perché. Lui è un 42enne trevigiano di Resana, lei una giovane donna romena di 24 anni. Erano chiusi in macchina, entrambi senza abiti, in una zona di rispetto, quella del cimitero maggiore di Padova. Ci sono anche loro, tra le 53 persone controllate e identificate nella lunga nottata dei carabinieri della Compagnia di Padova in servizio per contrastare reati legati allo spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione. Per il 40enne la donna romena è scattata una maximulta. Ognuno dovrà pagare 10.000 euro per evitare di comparire in tribunale per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Nel territorio 7 gazzelle con 16 militari. Nelle maglie dei controlli è incappato anche un tunisino 45enne, condannato a una pena di 7 mesi di reclusione per reati legati allo spaccio e ricercato. Allora al Cafoncello di Treviso, con la doppia importante inaugurazione di questa mattina, la presenza del governatore Zaia. Lineare per la radioterapia da una parte e il nuovo eliporto dell'ospedale dall'altra. Al Cafoncello un doppio taglio del nastro, perché se la nuova cittadella della salute inizia a prendere corpo, l'attuale ospedale viene comunque mantenuto efficiente. L'acquisto del terzo macchinario per la radioterapia era ormai essenziale. 1.800.000 euro il costo. Consentirà di aumentare del 50% i trattamenti quotidiani sui malati oncologici, 1.800 i pazienti che permetterà di trattare in un anno. La nuova attrezzatura è destinata in particolare alla cura dei tumori che richiedono alta precisione, come quelli alla testa. Giornata importante perché l'acceleratore lineare, come è stato detto abbondantemente oggi, è veramente un problema, era diventato un problema per i pazienti che dovevano spostarsi a Belluno e quindi creare una serie di difficoltà alla gente. Oggi con questo acceleratore riusciremo a dare risposta a tutti i pazienti e addirittura con l'eccellenza di questo acceleratore daremo risposte mirate anche a tumori importanti che sono quelli cerebrali oppure quelli polmonari, quindi veramente un salto di qualità. Dismessa la vecchia elisuperficie del Cafoncello, è operativo il nuovo eliporto, il secondo eliporto ospedaliero in Italia dopo quello di Campoformido in Friuli. Nel 2017 sono stati ben 546 gli interventi dell'elisoccorso del SUEM 118 nella Marca e nelle province limitrofe, con un aumento già palpabile quest'anno. Abilitato al volo notturno, l'eliporto sorge a ridosso della tangenziale ed è strettamente collegato con la nuova sede del SUEM che sarà a breve inaugurata. SUEM a cui in mattinata è stata consegnata anche una nuova automedica. L'eliporto è la prima opera realizzata nella nuova cittadella della salute. Si comincia a vedere insomma qualcosa. Si comincia a vedere, spostando l'elisoccorso iniziano i lavori chiaramente importanti di 600 posti letto. Abbiamo parlato di lotta contro il cancro, la lotta contro il cancro si fa anche con la prevenzione e quindi con gli eventi di ottobre in rosa.
Ottobre in rosa è il mese della prevenzione, in cui si accende un riflettore sul problema del carcinoma della mammella, che è il tumore più frequente nel sesso femminile, con 52.000 nuovi casi ogni anno in Italia, di cui circa 800 in provincia di Treviso. Torna anche quest'anno il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per la lotta al tumore al seno. La LILT di Treviso ha organizzato una serie di iniziative e manifestazioni dedicate appunto a questi due strumenti che hanno consentito di portare la guarigione del tumore alla mammella allo stadio iniziale a percentuali molto vicine al 90%. Noi riscontriamo una grande attenzione da parte degli enti locali, delle associazioni. Pensate che avremo oltre 20 eventi sparsi in tutta la provincia e una decina di appuntamenti poi sul nostro ambulatorio mobile, in cui è allestito sul nostro camper, in cui è allestito un ambulatorio mobile per fare visite di prevenzione e promuovere proprio quelli che sono gli corretti standard, perché abbiamo lo screening nelle donne tra i 50 e i 70 anni, ma ci sono buone pratiche cliniche che devono essere eseguite anche nelle fasi di età fuori screening. E le donne trevigiane si sono mostrate particolarmente sensibili e solidali, con una mobilitazione davvero eccezionale in occasione delle diverse corse in rosa che nel corso dell'anno si tengono nella Marca. Il bello è che sottolineano l'importanza della prevenzione anche con queste feste, queste kermesse, perché vedere 2, 3, 4.000 donne che marciano in rosa sono davvero momenti molto emozionanti, e poi c'è sempre chi lancia questo messaggio di chi ha attraversato la malattia, ce l'ha fatta, e quindi è una testimonianza importante sul ruolo che la diagnosi precoce e la prevenzione possono avere. Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL di Treviso, sindacato pensionati, e Vendebiano Sartò, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Sono gli ospiti fra pochissimo di 20:10 con Ferdinando Avarino, riflettori puntati sulla manovra del governo e sugli effetti anche concreti ovviamente per le imprese, ma anche per i cittadini, come ad esempio i pensionati. Puntata dunque da non perdere per capire cosa può accadere, quali scenari ci si trova davanti. E poi si continua a parlare di manovra, ma non solo ovviamente, ma riflettori puntati proprio sulla manovra con Abolita la povertà. È il titolo di questa sera di Ring, il talk show del lunedì che torna alle 21:15, azzardi e polemiche sulla manovra presentata dal governo giallo-verde, la protesta del PD in piazza, intanto lo spread che torna a salire, insomma che Italia sarà, e anche che Nord-Est sarà evidentemente. In studio sempre con Ferdinando Avarino, l'onorevole Roberto Caon di Forza Italia, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e in collegamento da Trieste Francesco Russo del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere asciutto e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 2 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto al mattino, ma in genere senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento invece col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime comprese tra 7 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino il cielo sarà molto nuvoloso e non si escludono dei residui piovaschi sulle province orientali della nostra regione. Andrà meglio dal pomeriggio con ampio soleggiamento ovunque. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Bonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.